L'altra volta mi hanno fermato in Umbria, mi hanno misurato la velocità col telelaser, è uscito subito il poliziotto della stradale, subito paletta accosti, disse, signor Cacioppo, se lei andava a 160, dico, quanto è un record? Mi hanno fatto il verbale, ma favorisca la patente, dobbiamo togliere 10 punti, non c'è problema. Ho preso la patente. Io il giorno prima ero stato da McDonald's con i miei figli e mi avevano rovesciata Coca-Cola sul portafoglio. E si era attaccata la patente a tessera da Conad. Quando mi hanno controllato i punti nella patente, la patente aveva 2800 punti. Il poliziotto disse, dobbiamo togliere 10 punti, perché ti vinto, non ti preoccupare. Domani faccio la spesa, torno a posto. Qualche settimana fa siamo andati a cena da amici con mia moglie e mio figlio. Tornando a casa mi rifermo alla stradale, mi ricontrollano i documenti. Il poliziotto mi ha detto, signor Cacioppo, ha bevuto? Ho detto no. Invece per formalità facciamo l'etilometro. Ho soffiato nell'etilometro e ho segnato 0,80. Il poliziotto dice, signor Cacioppo, 0,80 ha bevuto. Io non ho bevuto, magari è guasto l'etilometro. Non c'è che guasto, è talato, perfetto, bilanciato, collodato. Vai, non so. Faccia provare mia moglie. Ha soffiato mia moglie, anche mia moglie ha fatto 0,80. Il poliziotto, c'è anche la signora ha bevuto. Senti, che abbiamo fatto una cena, acqua e Coca-Cola. Faccia soffiare mio figlio. Mio figlio ha 5 anni. Ha soffiato mio figlio e più mio figlio ha fatto 0,80. A quel punto il poliziotto si è arretrato, ma è strano, però evidentemente c'è qualcosa che non va nell'apparecchio. Vabbè, ci scusi per il disturbo, rimandiamo lo strumento in revisione, ma figuratevi, scherziamo, anzi fate il vostro lavoro, insomma, ci date sicurezza. Appena siamo saliti in macchina mia moglie ha detto, hai visto? Abbiamo fatto bene a fare imbriacare pure Piccinino. Arriviamo, siamo in stanza, ci siamo all'albergo, perché fa dice... È arrivato il momento, purtroppo sì. Se che facciamo? Se ci creiamo l'atmosfera, ci creiamo una cosa romantica, una cosa così, allora che facciamo? Mettiamoci una canzone, ci misimo una canzone degli anni '80 che era Abajou. La ravvotare, qui che sa ravvotare? Tu te la ravvotare per forza. Il signore qua sa ravvotare. Vediamo se... Para mister sì. Ouch. Abajou che diffondi la luce blu. Ma cominciai a lavare la camicia, no. Se mangia un ciabbi. Che ciabbi andava a facere? Io adesso cominciavo a lavare, ma non voglio capire, queste magliette anni '80, queste spalline tante che pareva a carrà. E mai tau. Io me la carai causa, Abajou, che diffondi la luce blu. Io pigliava la gonna, e mi abbiamo da faccia. Siamo arrivati che io avevo mutanni e Ida aveva, non ce n'erano ancora per zoma. O se c'erano, in Sicilia non erano usate. Aveva queste mutanne che parevano chi di mia nanna. Ida, Abajou, Ida ma abbia mutanna mia, io ci abbia mutanna Ida. Pareva una Abajou astutata. Dov'è? No, non ci posso credere! Che c'è? Guarda! Che è? Quello è un Arcimboldi! Ma le ha Boldi! Arcimboldi! Mi fa morire a me Boldi! Cipollino! Quello è un ritratto famosissimo di Arcimboldi. Che cosa ne pensi? Ma guarda, Boldi mi fa simpatia, ma preferisco De Sica, onestamente. Arcimboldi, fonnature morte! E picchi Boldi senza De Sica o Murio. Guarda, che quel ritratto è Sì. fatto interamente di fagioli, di lenticchie, di ceci. C'ha poca la rapais. Quelle verdure Sì. hanno un valore inestimabile. Mi ricomiccato con 5 euro te ne vendo 3 casce. Ma sei un cretino. Inestimabile, sono un cretino. Un cretino, ma con chi mi sono messa? Sei talmente idiota Sì. che tu l'ultima volta manco sei riuscita a rubare i lingotti d'oro alla zecca. Ma come mai? Minchia vuoi che nei pucci. Ho preso e me ne ho andato. Io me ne sono andato. No, vendevo io, tu un ciade. Non ci posso credere, non ci posso... Concentrazione. Concentrazione. Sei concentrato? Sì. Benissimo. Sì. Dobbiamo cercare l'opera. Sì. Cerchiamo.
No! No. No, non ci posso credere, non ci posso Cos'è? credere. Cos'è? Guarda, No. guarda, quella è una testimonianza importantissima di Picasso. Almeno lo sai che Picasso... Picasso se lo so. Io Picasso ero io. Ah, pure. Sì. Allora dimmi, Sì. a quale scuola appartiene Picasso? Allora, visto lo Scarabocchio, che è bellissimo, importantissimo, secondo me seconda, terza elementare massimo. Pablo Picasso è il fondatore del cubismo! Lo stavo dicendo insieme a te, ce l'avevo qua. Però non te la lingua. E quello non è uno scarabocchio. E che cos'è? È una bozza. Bozza risale sbagliai. Gli artisti prima fanno la bozza, Che è una cosa brutta. inutile, e poi fanno l'opera d'arte. Che è più bella. Dio infatti prima ha fatto l'uomo, una cosa inutile, e poi ha fatto la donna. Ah, che simpatica, giusto. Infatti Dio prima ha fatto l'uovo e poi fece